Il comune di Spilimbergo aveva nel suo territorio diversi insediamenti militari e quindi con diverse strutture, con diverse caserme. Diverse di queste caserme appunto sono state passate dall'amministrazione dello Stato, dal demanio al comune di Spilimbergo. Alcune hanno trovato una loro ricollocazione, alcune sono in attesa ancora di trovare una loro completa definizione. La prima caserma che ha trovato una sua nuova destinazione è stata la 2 novembre di Tauriano, dove una parte è stata riconvertita ad area ludico-sportiva ed è gestita attualmente da un'associazione, si chiama La Garita, che ha sede proprio in Tauriano. La seconda parte di questa caserma ancora non ha trovato una sua riconversione ed è anche un sito molto interessante perché proprio la facciata di questa caserma rappresenta proprio lo schema di una villa veneta. Vedrei bene magari la possibilità di trasformarla con l'aiuto di qualche privato in housing sociale. La seconda realtà che è stata trasformata a Spilimbergo è la caserma Bevilacqua, l'area Bevilacqua, adesso chiamata anche Corte Europa, dove ha trovato, grazie a un finanziamento europeo, il progetto Conver, una sua trasformazione, una sua riutilizzazione degli spazi in attività produttive, assieme col consorzio industriale dello Spilimberghese che ne gestisce attualmente gli spazi, o gran parte di essi, e anche con il BIC, il Business Innovation Center, che di fatto ha creato degli incubatori di imprese. Poi all'interno di questa realtà ci sono anche l'ufficio del lavoro, c'è una sede espositiva, una sala convegni e nei sotterranei ci sono 2 parcheggi multipiano per un totale di circa 250 posti auto. È stata inaugurata nel 2002, all'inizio degli anni 2000, e di fatto il comune ne è proprietario già da diversi anni. Un altro intervento importante che è stato realizzato da poco, anche inaugurato, è la trasformazione dell'ex caserma De Gasperi di Bacile, circa 16 ettari di trasformazione in parco fotovoltaico con demolizione di tutti gli stabili e gli edifici. È stato poi inserito questo parco all'interno di questa caserma che permette al comune di poter avere anche un diritto di concessione annuo che gli permette così di essere un po' più, diciamo così, di poter investire questi fondi anche in attività comunali, e questo può essere anche visto come un intervento di energia pulita molto importante ed è l'unico in Italia fatto all'interno di una caserma di così grandi estensioni. Poi abbiamo la casermetta di Strago, la Zamparo, che si trova all'interno di un'area protetta e a questo non ci sono ancora delle realtà, diciamo così, che si siano interessate in modo particolare, anche se facendo un bando pubblico 2 associazioni hanno chiesto di poter essere interessate all'area, una per fruire di un'attività di maneggio, l'altra per poter fare un campo di tiro con la pistola di tiro a segno. Io credo che quell'area, vista anche la sua peculiarità e le sue caratteristiche, possa essere anche utilizzata con un progetto un po' particolare, quindi una sorta di ricovero per animali, ma in particolar modo cani e gatti, ecosostenibile, approfittando anche del fatto che vicino c'è una cava che è in via di esaurimento, che potrebbe essere un bel percorso sia vita ma anche un percorso per poter portare a spasso i nostri animali da chi chiaramente magari vive in appartamento, non può permettersi di poterlo fare sempre avendo un giardino, e nello stesso tempo permettere a questi animali che vengono raccolti anche di poter essere poi affidati, e diventa veramente un'attività che può trovare anche un sostegno da parte dell'Unione Europea, che va appunto incontro a quella che è non solo la direttiva sul benessere degli animali, ma io credo anche un grande, diciamo, esempio di civiltà e un grande esempio anche di amare coloro che sono sempre vicini a noi, che non ci tradiscono. Ha impegnato tutte le amministrazioni comunali che si sono succedute da 20 anni a questa parte, e quindi questo impegno piano piano è stato profuso proprio per trovare delle riconversioni che siano utili per la cittadinanza. Fino ad ora ci siamo riusciti, abbiamo ancora un paio di tasselli da superare, però da soli non ce la possiamo fare. Le idee non mancano, come vede, perché le idee ci sono. Ovviamente ci vuole che qualcuno creda in queste idee, come abbiamo avuto la fortuna di credere sia per l'Europa sia per un privato sulle 2 iniziative che avevo detto prima, ma servono anche che le istituzioni superiori credano nella volontà di poter fare qualcosa di buono per la comunità, anche perché molte volte le caserme sono situate in zone poco appetibili da un punto di vista dell'investimento e quindi vengono viste come degli ossi e non come delle opportunità.